1244 passeggeri fantasma sui voli privati a noleggio transitati tra il 2017 e il 2021 all'aeroporto Canova di Treviso. La Guardia di Finanza ha eseguito per la prima volta allo scalo di San Giuseppe un controllo sull'imposta erariale introdotta dal governo Monti, secondo cui i vettori che si occupano di noleggio voli sono tenuti a corrispondere per ogni passeggero 100 euro per le tratte inferiori ai 1500 km e 200 per le tratte più lunghe, scoprendo che era stato omesso complessivamente il versamento di oltre 133.000 euro. Abbiamo analizzato una platea complessiva di 109 vettori, 72 sono risultati non in regola, 4 vettori con sede nel territorio nazionale e 68 stranieri. Coinvolti i vettori con sede in 26 differenti stati esteri, dalla Lituania alla Tunisia fino agli Stati Uniti, con clienti legati al mondo del business e del turismo. Imprenditori e turisti che vogliono beneficiare di particolare comfort e tempi rapidi nel raggiungere altre località partendo da Treviso oppure arrivando nello scalo Antonio Canova. I 72 vettori non in regola, oltre a dover restituire i 133.000 euro, si vedranno addebitare anche sanzioni complessive per 40.000 euro, vale a dire il 30% delle somme evase. Il nostro intervento è stato finalizzato a tutelare gli operatori onesti che versano correttamente questa particolare imposta indubbiamente abbiamo effettuato un recupero significativo nelle casse dello Stato che è a beneficio di tutti.